Grazie all'amico Francesco che mi ha ricordato veramente agli albori di questa rubrica, questa squadra che forse a me non sarebbe venuta in mente, ci ho messo un po' per analizzarla, ma ci siamo arrivati. Parliamo del Brasov, ma perché ne parliamo? Perché questa è la rubrica Le vecchie avversarie, dove andiamo a ripescare dei club esteri che abbiano affrontato una o più volte in passato le squadre italiane nelle coppe europee e che poi sono cadute un po' nel dimenticatoio. E devo dire che il Brasov nel dimenticatoio c'era prima, c'era quando affrontò la squadra italiana e c'è tornato adesso più che mai. Squadra rumena dell'omonima città della Transilvania, peraltro 200.000 abitanti, quindi manco piccola. Un club fondato nel 1936 che non ha titoli in bacheca, non ha coppe in bacheca ed ha come miglior piazzamento in campionato un secondo posto nel 1960 e 2 terzi nel 74 e nel 2001. Proprio questo terzo posto del 2001 consente al Brasov di disputare la Coppa UEFA, parte dai preliminari e appunto nel turno preliminare della Coppa UEFA 2001-2002 c'è l'unico incrocio con una squadra italiana che è l'Inter. Inter Brasov, devo dire che sono andato anche a rivedermi le immagini, cerco di farlo sempre per farmi un'idea di come erano anche i campi, di come sono andate un po' le cose. Parliamo del 20 settembre del 2001, si gioca a Trieste, Inter Brasov, partita abbastanza sonnacchiosa che l'Inter vince agevolmente 3-0, pensate, chiudendola già nel primo tempo con i gol di Dalmà, Callon e Di Biagio. Ci sarebbe da fare anche una storia di tutti e tre, perché Dalmà me lo ricordo benissimo, giocatore che aveva un tiro da fuori straordinario, ma era di una discontinuità pazzesca, avrebbe dovuto fare davvero molto di più, non solo nell'Inter, in generale proprio nella carriera. Callon era un'ottima riserva per l'Inter, sopperì tantissimo, Callon e Ventola sopperirono tantissimo, mi ricordo proprio in quella stagione lì all'inizio, alle assenze di Vieri e Ronaldo, segnando diversi gol. E Di Biagio è sempre stato un centrocampista che difficilmente ha tradito durante le annate, durante le stagioni, poi tra l'altro bravo sui calci piazzati, bravo di testa, bravo in interdizione, in impostazione, certo non il centrocampista più forte della storia del calcio italiano, ma ad avercene oggi anche in nazionale di centrocampisti così. Si gioca a Trieste davanti a 6.000 spettatori, veramente classica partita, mi verrebbe da dire estiva, nonostante fosse il 20 settembre, ma era il turno preliminare di Coppa UEFA. E l'Inter di Cooper, la prima Inter di Cooper, vince agevolmente la partita ripetendo il 3-0 nella gara di ritorno che si gioca una settimana dopo, il 27 di settembre a Brasov, davanti a 7.000 spettatori. Gli spettatori sono gli stessi, peccato che lo stadio Nereo Rocco di Trieste con 6.000 spettatori fosse mezzo vuoto, lo stadio di Brasov con 7.000 fosse praticamente quasi esaurito. L'Inter vince 3-0, doppietta di Ventola e gol di Guli. Si rivede anche Ronaldo proprio che fa una sorta di sgambatina dopo il gravissimo infortunio che gli aveva fatto saltare tutta la stagione precedente, e questo è l'unico incontro. L'Inter passa agevolmente il turno ed è l'unico incrocio che ci sia stato tra i rumeni del Brasov e una squadra italiana. Tra l'altro il Brasov oggi si trova in quella che viene denominata nel calcio rumeno la Liga 3, una sorta della nostra Serie C, solo che molto diversa dalla Serie C perché è praticamente gestita un po' a livello regionale. Insomma, davvero la Serie C rumena può essere considerata, con tutto il rispetto, quasi una sorta di dilettantismo italiano, ed è purtroppo lì che troviamo il Brasov, grazie a chi me l'ha suggerito. Francamente soltanto davvero un tifoso appassionato dell'Inter poteva ricordarla. Molto spesso queste squadre, soprattutto se non hanno una storia particolarmente blasonata ed hanno affrontato solo una squadra italiana, sono ricordate esclusivamente dai tifosi di quella squadra lì o dai matti come me che guardavano all'epoca tutte le partite, e io probabilmente guardai almeno l'andata di quella partita lì. Questa è la storia del Brasov, questo
è la rubrica Le vecchie avversarie. Ci vediamo la prossima settimana, cambieremo come sempre nazione e forse avversario italiano. Voi continuate a seguirmi, io sono sempre qua. Ciao!